Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Gesso in festa per la visita della First Lady americana nel paese dei suoi avi in provincia di Messina, l'atterraggio a Sigonella, poi il trasferimento nel villaggio blindato per l'occasione. Caso Larimar, in procura per i minori l'audizione dei genitori della quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina. Sotto esame intanto i telefonini sequestrati ad amici e compagni di scuola della ragazzina. Rientrata la guerra dell'acqua con l'accordo per l'erogazione idrica tra Enna e Caltanissetta, ma nel Nisseno molte zone sono ancora a secco. Catania, il mercato rionale di Picanello allestito tra cumuli di spazzatura, indignati gli operatori e i cittadini. Nel giorno di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, presentato a Catania il report delle attività nella provincia etnea, oltre 15.000 interventi nei primi 11 mesi. Tutti esauriti in pochi minuti i posti sul Sicilia Express, il treno low cost voluto dalla regione per fronteggiare il caro voli per chi ritorna a casa. Si pensa a un convoglio bis. Calcio, il Catania si prepara alla trasferta di Taranto. Obiettivo: tornare a vincere in trasferta per cancellare il mezzo passo falso con la Cavese, ma i tifosi restano a casa. Un paesino in festa, quello di Gesso, sui colli sopra Messina. Oggi la visita di Jill Biden, moglie dell'attuale presidente degli Stati Uniti, che ha voluto vedere i luoghi da cui sono partiti i suoi bisnonni e i suoi nonni. Mi sta facendo sentire il calore di casa, ha detto, ma ci fa il punto sulla giornata di oggi Francesco Triolo. Una comunità in festa, quella di Gesso, piccolo borgo arroccato sui Monti Peloritani, che ha accolto il ritorno alle proprie origini di Jill Jacobs Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti John. Un viaggio voluto, desiderato, quello della First Lady nel borgo che ha dato i natali ai suoi bisnonni. Accompagnata dalla figlia Ashley, ha visitato la chiesa, visto il certificato di battesimo dei nonni, omaggiato al sindaco Basile che l'ha accolta, e alla città un agrifoglio, simbolo del suo Delaware, quasi a creare un legame. Sento il calore di casa, ha detto. Bellissimo, grazie, è veramente incredibile e grazie signor Sindaco per un benvenuto così caloroso. E io sono qui oggi perché le luci delle colline di Gesso risplendono in tutto il mondo e io sono qui e brillano dentro di me. Paesino blindato, controlli ovunque per l'accesso alle vie del paese. Qui ad accoglierla c'era il calore di chi è legato alle tradizioni e alla comunità, e lei non si è sottratta, trasgredendo quasi anche al protocollo, andando a stringere le mani agli abitanti di Gesso, gli unici autorizzati. Noi non siamo solo contenti, siamo felicissimi. Sia il bisnonno di Jill Jacob, di Jill Biden, che il mio zio Antonio Grillo, più o meno nello stesso periodo hanno fatto la stessa scelta: andiamo in America. Una giornata intensa, quella siciliana della First Lady, iniziata poco prima delle 8, quando l'aereo presidenziale è atterrato a Sigonella. Ad accoglierla l'ambasciatore americano e sua moglie, il console americano a Napoli e i comandanti della base italiana e americana di Sigonella. Lì ha incontrato il personale della base e la comunità americana, circa 4.000 persone, per la cerimonia del Joining Forces Event. Un 17enne, Marco Floridia, ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente stradale a Carlentini, siamo in provincia di Siracusa. Il ragazzo a bordo di una moto era uscito da scuola e su via Madonna delle Grazie si è scontrato con un'auto. Secondo una prima ricostruzione pare che il giovane stesse sorpassando delle auto ferme, accorgendosi troppo tardi di un'altra auto che, provenendo dal senso opposto, stava svoltando verso un supermercato. Il 17enne è stato sbalzato a terra. E adesso al caso di Larimar. Oggi pomeriggio audizione alla procura per i minori dei genitori della quindicenne trovata impiccata il 5 novembre. Intanto alla questura di Enna si sarebbero svolte le prime operazioni di perizia sui 10 telefonini sequestrati ad amici e compagni di scuola della ragazzina. Emanuela Corsi.
Joari e Roberto si sono recati nel pomeriggio presso la Procura per i minori di Caltanissetta. Ad attenderli il procuratore Rocco Cosentino, che ha accolto la richiesta del legale della famiglia, convocando dopo un precedente rinvio i genitori di Larimar, trovata impiccata nel giardino di casa lo scorso 5 novembre. La morte della quindicenne di Piazza Armerina resta un giallo sul quale si cerca ancora di fare chiarezza e si contrappongono due tesi diverse. Da un lato quella della Procura per i minorenni, che ufficialmente indaga per istigazione al suicidio e revenge porn, dall'altra quella della famiglia, che rifiuta la tesi del suicidio e sostiene invece che la giovane sia stata uccisa. Intanto alla squadra mobile della questura di Enna si sarebbero svolte le prime operazioni peritali sui 10 telefonini sequestrati ad amici, compagni di scuola e conoscenti della quindicenne e sul telefono il computer di Larimar, a caccia di quelle immagini intime, presumibilmente diffuse e poi via chat, che potrebbero avere spinto la giovane verso questo gesto estremo. Presente anche il personale specializzato del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma e Antonio Consalvi, l'ausiliario del perito di parte Paolo Reale, nominato dalla famiglia di Larimar, che si è occupato anche del caso di Alberto Stasi. Larimar era stata trovata morta dalla madre, legata ad un albero con una corda al collo, al ventre e ai piedi. I genitori erano andati a prenderla a scuola prima della fine della lezione, subito dopo una furiosa lite avuta con una compagna. La giovane, non appena salita in macchina, aveva confessato alla madre che a scuola era successa una cosa terribile, ma l'arrivo del padre aveva congelato la conversazione tra le due. I genitori l'avevano poi accompagnata a casa e si erano allontanati per delle commissioni soltanto 45 minuti, durante i quali la giovane ha perso la vita. Si è riunito a Roma il tavolo ministeriale sul futuro di Eni Versalis a Priolo, Gargallo e Ragusa. I sindacati denunciano però l'assenza della Regione e definiscono l'incontro come un nulla di fatto. Francesco Aloi. Stop alla chimica di base o niente investimenti. È il diktat che Eni Versalis ha ribadito anche al Ministero delle Imprese. Al tavolo hanno partecipato tutti, sindacati inclusi, ma per Filtem, Femc e Wiltec è stato un nulla di fatto. Per loro il titolare del Mimit Urso non ha dato nessuna rassicurazione, anzi. Ha palesato il fatto che il governo e anche l'Eni non hanno ben compreso qual è la situazione che stanno vivendo i lavoratori ragusani e i lavoratori siracusani. Il futuro su Priolo, ma anche su Ragusa, quindi sembra essere pieno di ombre. Eni parla di conversione green, ma i lavoratori sono sempre più preoccupati. Nel frattempo i sindacati denunciano il disinteresse della regione. Schifani non è venuto a Roma e quando è stato chiamato non c'era, ha detto Bottaro. Ma dall'assessore alle attività produttive Edita Maio arriva la replica, dicendo che si è trattato di un'assenza per motivi tecnici. L'attenzione della regione verso i siti produttivi di Eni Versalis, Ragusa e Priolo Gargallo, ha evidenziato, è massima. Alla crisi idrica è tornata la pace tra i territori di Enna e Caltanissetta dopo che in questi giorni è aumentato il livello nella diga Ancipa. Però nel Nisseno purtroppo molte zone sono ancora a secco ed è un continuo via vai di autobotti. Rita Cinardi. Torna la pace tra i territori di Enna e Caltanissetta dopo che in questi giorni, grazie alle piogge, la diga Ancipa ha cominciato nuovamente a riempirsi. Ad annunciarlo è stato il capo della Protezione Civile regionale. L'acqua all'interno della diga continua gradualmente ad aumentare ed è arrivata a oltre 800.000 metri cubi, garantendo la distribuzione, almeno per il momento, sia ai 5 comuni dell'Ennese Ancipa dipendenti che a Caltanissetta e San Cataldo. Le azioni di protesta per il momento sono dunque rientrate. In queste ore è stato anche annunciato che entro venerdì sarà completato il bypass che porterà l'acqua dai pozzi di Butera a Caltanissetta. In realtà già da oggi riprende la distribuzione ogni 6 giorni, che non è un dato normale. Comunque quello che attualmente viene garantito è quello dei 6 giorni, con la turnazione riprendendo a coloro che hanno avuto l'acqua 6 giorni fa, quindi per creare una questione di equità rispetto a tutti i quartieri della città. A Caltanissetta comunque continua l'emergenza idrica. Da ieri mattina è arrivata in città un'autocisterna da 33.000 litri dei Vigili del Fuoco che in queste ore sta rifornendo i mezzi della Protezione Civile. È un continuo via vai di autobotti per cercare di aiutare famiglie ormai esasperate da turni estenuanti, ma l'acqua che arriva in questi giorni, sempre per chi la sta ricevendo, non è nemmeno potabile. Il sindaco Walter Tesauro infatti ha emanato un'ordinanza in cui vieta l'utilizzo dell'acqua per scopi alimentari a causa degli elevati livelli di torbidità. Si tratta di acqua potabile o no? È un appesamento di caltacqua, sì, è acqua potabile. Ovviamente, in base all'ordinanza di ieri, in questi giorni non può essere utilizzato per usi alimentari, ma è un
punti di fornitura di caltacque. In Sicilia il sistema degli invasi ha dimostrato di non reggere di fronte alla siccità di questi ultimi anni. Per questo adesso è corsa ai pozzi. La Regione ha messo a bando 100 milioni di euro di fondi europei del piano di sviluppo rurale per la ricerca di nuove fonti da parte dei privati. In 3.000 sono già in lista per il bando della Regione, ma le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino al 31 gennaio. Un mercato rionale allestito tra i rifiuti, tra i cumuli, tra le montagne di rifiuti. Siamo a Catania, nel quartiere Picanello. Il nostro Tonino De Mana è andato e ha raccolto l'indignazione dei commercianti del luogo, ma anche appunto di tutti i cittadini. Vediamo. Un tempo chi andava al mercato lo faceva per trovare la novità o l'offerta giusta, magari contrattando il prezzo. A Picanello si va invece per necessità, per poi scapparsene a gambe levate. Tutto questo perché gran parte delle bancarelle sono montate a ridosso di cumuli di immondizia e i teloni che vedete servono solo a nascondere lo scempio. Dietro pezzi di auto smontate, copertoni ed elettrodomestici in disuso che invece di essere smaltiti nella vicina isola ecologica vengono buttati in ogni angolo. Aria irrespirabile ed umore nero per gli operatori del mercato. Non ne possiamo più, non possiamo più lavorare, dateci un aiuto. E poi sei uno dei più penalizzati perché molta gente si avvicina, sente la puzza e se ne va. Sì, se ne vanno tutti. Arrivano qua, lasciano pure la merce, che puzza e scappano. E qui c'è un segnale, area sottoposta a videosorveglianza. Sì, questo l'ho messo io. È finto, però qualcosa nel tempo l'ha fatto. La situazione è peggiorata, dalla puzza che non si può stare. E poi nella piazza l'immondizia è fuori proprio, è una cosa impossibile, vengono a scaricare di notte. Il sindaco può venire qua, l'aspettiamo. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. In molti lamentano un trattamento diverso e discriminatorio. Il riferimento è agli addobbi di via Etnea. Nessuno da queste parti pretende luci e festoni, ma solo un minimo di pulizia, visto che strade e marciapiedi sono ricoperti di rifiuti. E sembra scomparsa la figura dell'operatore ecologico. Moscudai. Proprio è dimenticato completamente. Io non ne vedo. E chiedo al sindaco trentino di aiutarci a togliere tutta questa spazzatura in giro che c'è. Chissà che il Natale porti anche qui un minimo di decoro. E oggi è Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco. In questa occasione è stato presentato anche a Catania il report delle attività, in questo caso della provincia etnea. Sono oltre 15.000 gli interventi nei primi 11 mesi. In calo sono gli incendi boschivi. Ci fa il punto Emanuela Corsi. Oltre 15.000 interventi in 11 mesi, per lo più relativi ad incendi, soccorso di persone e dissesti statici. È il report dell'attività operativa svolta dai Vigili del Fuoco catanesi sull'intero territorio provinciale, presentato dal comandante Iracà. Da un punto di vista degli incendi boschivi nettamente più tranquilla, 38% in meno, e quindi da questo punto di vista abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Probabilmente anche l'attività di prevenzione, l'attività molto importante portata avanti dalla prefettura, dalle procure delle repubbliche, sicuramente è servita molto come deterrente. Importante anche il lavoro svolto dai 13 distaccamenti della provincia etnea. Il 37% circa degli interventi è stata svolta dalla sede centrale, il 38% dai distaccamenti permanenti e circa il 3% dai distaccamenti volontari. Ci impegneremo per cercare di far crescere soprattutto il personale dei distaccamenti volontari, perché abbiamo bisogno ovviamente di capillarità sul territorio, e quindi da questo punto di vista il nostro sforzo sarà quello di aumentare la capacità di risposta operativa. Il comandante ha ricordato il grande impegno senza sosta dei Vigili del Fuoco nei territori di Giarre e Riposto colpiti da una grave alluvione. C'è sempre più bisogno di personale, perché purtroppo i fenomeni con cui abbiamo a che fare sono sempre più impulsivi. Abbiamo visto quello che è successo ultimamente a Giarre e Riposto, e il personale non basta mai. Quando ci sono gli incendi boschivi come quelli dell'anno scorso avremo bisogno di un esercito. In occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, all'interno della sede centrale di via Cesare Beccaria, aperta al pubblico sin dal mattino, è stata allestita una pompieropoli dedicata ai più piccoli, che hanno potuto osservare da vicino il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco. E giro di vite sugli affitti brevi. I gestori non potranno usare infatti più le key box che consentivano di dare le chiavi agli ospiti. Da oggi l'accoglienza dovrà avvenire in presenza. Cosa ne pensano i titolari delle case vacanze? Ha sondato per noi Simona Mazzone. Sono arrivato, mi apre?
Il check-in a distanza negli alloggi turistici per molti gestori è una risorsa, ma lo stop arrivato dal Ministero dell'Interno, che punta sulla sicurezza, obbligando alla verifica dell'identità in presenza, a molti fa storcere il naso. Di chi sta a distanza come me, che ha una bimba piccola, riesce appunto a dare un maggiore servizio all'ospite, perché viene da fuori, perché arriva con un volo molto tardo, serale, quindi diamo un disservizio all'ospite, ma anche a noi, a parte che noi ci stiamo comunque organizzando con videocitofoni e telecamere per poter identificare l'ospite, che già preventivamente manda il suo documento in piattaforma. La nuova direttiva, con applicazione immediata valida per tutte le strutture ricettive, colpirà soprattutto gli affitti brevi, decretando anche la fine delle controverse K-Box. Il governo in questo senso evidenzia la mancanza di controllo sull'identità degli ospiti, che deve avvenire di persona al momento del check-in. Non tutti attaccano però la nuova normativa. C'è chi tra i proprietari di immobili ha da tempo la K-Box ma non l'ha mai utilizzata. Non sono contrario per due ragioni. La prima è che l'obbligo di identificazione in presenza degli ospiti che dovranno soggiornare all'interno dell'appartamento c'era già da prima. La seconda ragione è che si concilia molto di più con la mia idea di accoglienza. Secondo altri maggiore sicurezza sì, ma questa è probabilmente una manovra degli albergatori di fronte alla diminuzione delle prenotazioni. Gli grandi albergatori, che dà fastidio questa attività delle piccole strutture case vacanze che permettono a tante famiglie di fare delle vacanze low cost senza spendere necessariamente tantissimi soldi. Un provvedimento ministeriale positivo per Abetnea, l'associazione catanese di categoria presieduta da Franz Cannizzo, secondo cui sicurezza e legalità sono pilastri fondamentali per il successo del settore. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlarvi del successo del treno low cost Sicilia Express. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, tutti esauriti in pochi minuti i posti sul Sicilia Express, il treno low cost voluto dalla Regione per fronteggiare il caro voli, naturalmente dedicato a chi torna a casa appunto in Sicilia dal nord Italia. Si pensa a un treno natalizio bis. Eva Spampinato. Biglietti esauriti in un'ora, posti in treno che solo 544 fortunati sono riusciti ad acquistare con un click, collegati davanti al computer sul sito di Ferrovie dello Stato già dalla mezzanotte del 3 dicembre. Troppe le richieste, il sistema è stato intasato e solo a partire dal pomeriggio è stato possibile comprare i biglietti al prezzo super agevolato di 60 euro per andata e ritorno dal Piemonte alla Sicilia. Lo hanno chiamato Sicilia Express, ma di espresso non ha sicuramente la durata del viaggio, 22 ore, 9 fermate dalla stazione di Torino Portanuova a Messina, quanto la rapidità con cui i biglietti si sono volatilizzati. Plaude al successo l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Alessandro Ricò, meno contenti il resto degli utenti che hanno tentato la fortuna, aspettato fino al 3 dicembre prima di prenotare un biglietto per tornare a casa, con il risultato di vedere schizzare alle stelle i prezzi dei biglietti aerei. Ieri i voli da Milano Linate per Catania per il 21 dicembre, data di partenza della Sicilia Express, con Air Italy costavano tra i 500 e gli 800 euro. Il Codacons fa l'ennesima denuncia sul caro voli in occasione delle festività natalizie. La Regione pensa ad attivare un secondo convoglio, consapevoli del fatto che non sarà di certo la soluzione al problema. I 544 fortunati, che partiranno il 21 dicembre da Torino con ritorno il 5 gennaio dalla Sicilia, potranno godersi un viaggio esperienziale in un treno animato da influencer, esperienze culturali, gastronomiche, masterclass, performance artistiche. Il resto dei siciliani d'Italia potranno guardare le storie sui social, contemplando l'ennesimo salasso subito per tornare a casa a Natale. Compie 50 anni la storica tela La Vucciria di Renato Guttuso. Il quadro esposto a Palazzo Steri di Palermo sarà celebrato con una serie di iniziative. Marco Gullà. È la tela più iconica di Palermo, il dipinto che nell'immaginario collettivo ha raccontato sempre la città. La Vucciria di Renato Guttuso compie 50 anni, un capolavoro ammirabile a Palazzo Steri. E guardatelo nella sua lucentezza e maestosità. Donata dallo stesso Guttuso all'Università di Palermo pochi mesi dopo averla completata nel 1974, la Vucciria è rimasta sempre allo Steri, da 2 anni esposta in una sala immersiva che le è completamente dedicata. Oggi, in questo mese, celebriamo i 50 anni della
della Vucciria di Renato Guttuso, che è stato realizzato alla fine del 74, subito donato all'Università di Palermo, e quindi da allora viene custodito, valorizzato in questi luoghi. Già da qualche anno è stato fatto un allestimento esclusivamente dedicato alla Vucciria di Renato Guttuso, e quindi abbiamo ritenuto giusto, corretto condividere questo festeggiamento con la città. La Vucciria rispetto a 50 anni fa è cambiata, nei colori, nei sapori, nella struttura. È cambiata, non è più quella di 50 anni, forse ha perso un po' quell'attrattività, quel fascino del luogo un po' magico che Guttuso comunque ha saputo rappresentare. Purtuttavia il turista che viene conosce un'identità che è propria di Palermo e quindi di fatto è un quadro identitario. Ci sarà anche una notte bianca dedicata alla storica tela, Palermo e la Vucciria, un legame sempre più figurativo. C'è un'altra pausa e rientreremo con il calcio, con il Catania che andrà a Taranto senza il supporto dei suoi tifosi. A tra poco. Siamo al calcio, il Catania si prepara alla trasferta di Taranto che è vietata ai tifosi etnei. L'obiettivo è duplice: tornare a vincere in trasferta e cancellare il mezzo passo falso con la Cavese. Tonino De Mana. Vietato sbagliare per la classifica, per il morale e per l'accesa rivalità tra le due tifoserie. Taranto-Catania non è e non sarà mai un match qualsiasi, ricorda vecchie sfide che si sono portate dietro, vecchi rancori. Contro i pugliesi, fanalino di coda con 3 punti, ma 10 sono stati sottratti dalla giustizia sportiva. Il Catania non deve fare calcoli perché ha già sperperato troppi punti, gli ultimi 2 con la Cavese al Massimino che l'hanno allontanato dal Benevento capolista. Occorre dare una sterzata al campionato e i rossazzurri lo hanno compreso grazie alla strigliata del DS Faggiano. Domenica sera si capirà se le parole del dirigente siano servite a scuotere l'ambiente in una trasferta che non vedrà tifosi etnei sugli spalti. Squadra al lavoro agli ordini di Toscano che non potrà contare sugli infortunati Celli, Di Tacchio e Geca e su Anastasio fermato per un turno dal giudice sportivo. Da valutare le condizioni di Lunetta che comunque dovrebbe ritagliarsi uno spazio, da capire se dall'inizio o a gare in corso. Sul fronte tifosi, considerati precedenti e rivalità, come detto, divieto di trasferta per i sostenitori rossoazzurri, il tutto dopo le valutazioni dell'osservatorio e del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 si chiude qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.